Una delle corse più interessanti del pomeriggio, nonostante il ritiro di Cosmos del Ronco, sono 6 al via, cavalli di 4 anni sulla distanza del miglio. Lo schieramento 1 Crystal RL, 2 Chloé degli Dei, 3 Corina Jet, 4 Chanel dei Veltri, 5 Crystal Trio, in seconda linea 7 Carosio Light. Corsa abbastanza aperta con Crystal RL, comunque che è la più appoggiata, numero 1 Edoardo Locesano. Giocate anche Chanel dei Veltri e Carosio Light, nonché Chloé degli Dei. Intanto macchina che scurva. Partiti con l'errore di Corina Jet, mentre si avvantaggia subito Chanel dei Veltri, che va a condurre nei confronti di Chloé degli Dei. Numero 3 Corina Jet, squalificato. Per corsie esterne poi si accoda Crystal Trio in terza posizione, mentre in coda c'è Carosio Light. In vantaggio dunque Chanel dei Veltri. Enrico Bellei ha subito portato al comando la propria allieva. Vediamo chi fa la prima mossa. Ha spostato Crystal RL ed è seguita da Carosio Light dopo 400 metri in 31 sul rallentamento. Dunque la progressione di Crystal RL. Carosio Light viene però anticipato da Crystal Trio e così se ne vanno i 600 con la pariglia di testa formata da Chanel dei Veltri e Crystal RL. 600 iniziali che se ne sono andati in rallentamento però dopo il primo quarto, gli 800 intanto in 1-1-4. E si attacca alla penultima piegata, sempre identiche le posizioni, con in vantaggio Chanel dei Veltri, alla corda in seconda posizione Chloé degli Dei, all'esterno si impegna Crystal RL con in schiena Crystal Trio, in coda rimane Carosio Light, chilometro iniziale nell'ordine dell'1,16, 500 scarsi alla conclusione con Chanel dei Vetri in vantaggio, seguito da numero Chloé degli Dei, errore di Carosio Light, 400 alla conclusione con Crystal RL che si impegna all'esterno, Chloé degli Dei rimane lì a contatto, poi Crystal Trio invece ha perso leggermente dai primi tre. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, entra in vantaggio Chanel dei Veltri. Ci prova ancora Crystal RL lungo la corda, Chloé degli Dei sprinta, ma nel finale allunga ancora Chanel dei Veltri e viene a vincere nei confronti di Chloé degli Dei. Terzo posto per Crystal RL, 1:13,7, si viaggia forte oggi con 57 netti a chiudere per l'allieva di Enrico Bellei, che vince in percorso di testa senza soffrire, in fondo vince molto agevolmente. Vedete Enrico Bellei che si limita a sollecitare la propria allieva nel finale. Finisce seconda Chloé degli Dei, che spezza così la serie di 3 vittorie consecutive. Terzo posto per Crystal RL.